Eccoci, siamo pronti per cominciare. Buona serata, buon giovedì sera. Arriva l'appuntamento con Sicily On Air il giovedì alle 21:30 con me, insomma, con la mia presenza, la mia voce qui dal mio home studio, il mio club. Devo dire, mi sono affezionato ormai a questo ambiente qui, con Paolo Gatto in regia, con Marzia che cura la parte della redazione. Li saluto tutti quanti, saluto i fondatori, saluto Cristina Ruffino. Che oggi pomeriggio, insomma, cara Cristina, grande appuntamento come sempre, pomeriggio special alle ore 18 e poi delle novità che non posso dire, non posso svelare nulla perché saranno gli organi competenti e poi attraverso le nostre piattaforme. Io compro Siciliano il gruppo e siamo veramente in tanti ormai, caro Paolo. Io devo sempre e devo cominciare nel ringraziare tutti quelli che giorno dopo giorno cliccano e si iscrivono al gruppo. 263.994 volte grazie perché ci continuate a seguire in questo periodo, in tanti seguite le nostre trasmissioni, cliccate mi piace alla nostra pagina dove tra l'altro anch'io sto per condividere la puntata, quindi insomma la cosa che facciamo sempre prima di cominciare dobbiamo condividere tutti quanti, quindi mi raccomando iscrivetevi al gruppo Io Compro Siciliano, ma anche su YouTube. C'è gente già che comincia a salutare, insomma, buona serata già a Rosario, a Luca, a Giusy, capito? Si inizia subito con gente che si collega e quindi la vogliamo salutare. Allora, ho detto tutto, voglio subito cominciare nel salutare e introdurre la prima ospite. Parliamo di Rosemary Enea. Rosemary, buona serata e benvenuta. Ciao, buona serata a tutti. E allora, Rosemary in questo momento si trova, se non sbaglio, a Milano. Ti trovi a Milano in questo momento? Sì. Ecco, brava. Però sei palermitana, sei una pianista, sei una compositrice, vivi a Milano da 4 anni. Sì, ebbene sì. Perché hai deciso di andare via? Perché insegno qui. E quindi per motivi di lavoro, anche se sei molto attaccata alla tua terra, sei anche dal punto di vista soprattutto musicalmente, sei molto legata alla Sicilia. Sì. Soprattutto musicalmente, ma anche artisticamente, ovviamente. Però va bene così. Allora, sei emozionata? Sei un po' emozionata? Si vede. Dai, adesso sciogliamo il ghiaccio facendo entrare anche gli altri amici di protagonisti questa serata, quindi palermitana che vive a Milano. Poi invece abbiamo una siciliana che è in Sicilia, in provincia di Catania. Se non sbaglio siamo a Maletto. Una giovanissima Amanda Vitale che voglio introdurre nella nostra bella... Buonasera Amanda, come stai? Bene, voi? Noi stiamo benissimo, soprattutto quando, sai, c'è la musica protagonista, secondo me è vita, la musica è vita, cara Amanda, e tu lo sai meglio di me perché la musica, credo, soprattutto in un periodo come questo, insomma, dove il mondo si è fermato e in questo momento non vuole ripartire, ahimè, perché insomma la pandemia non si arretra e non tende a finire, la musica, gli artisti comunque noi cerchiamo di metterli in prima serata con Sicily On Air. Amanda, tu tra l'altro da poche settimane hai ricominciato, nel senso che dopo una forzatura, lo stop, perché hanno avuto molti artisti, tu hai deciso di ricominciare, quindi diciamo stai reagendo a Sì, questo momento di pandemia. è stata una scelta complicata, però è stata decisa e sta andando benissimo in realtà. E ho voluto dare questo segnale forte per dire noi ci siamo e quindi sosteneteci. Ecco, Rosemary, tu hai vissuto il lockdown, la pandemia, tutto il tempo Sempre a a Milano. Milano? Sì, sempre a Milano, anche lo scorso anno. Ok, e lì in pratica soprattutto la prima parte, la prima ondata, insomma, è stata molto dura. Adesso in pratica siamo No, più adesso è noi. quasi un'abitudine. No, però lo scorso anno è stato terribile. Qua c'era un silenzio tombale, le ambulanze dalla mattina alla sera che passavano,
davvero, diciamo, in Sicilia lo state un attimino capendo adesso cos'è veramente. No, adesso siamo la regione con 2 giorni consecutivi con più contagio, già seconda, insomma, devo dire, siamo zona rossa come la Lombardia, dove ti trovi tu, Rosemary, se non sbaglio. Insomma. Sì. Invece con Amanda siamo a Maletto. A me piace con questa trasmissione, con gli artisti, citare i comuni, le comunità siciliane, in questo caso Maletto, a pochi chilometri da Catania. Sì, noi in pratica ci troviamo accanto a Bronte, dove si produce il pistacchio, e noi produciamo le fragole. Il pistacchio di Bronte. Pistacchio è buonissimo, quindi voi producete, siete forti nella produzione delle fragole di Maletto. Sì, noi siamo forti in questo. Ci abbiamo la zona rossa con il colore rosso delle fragole. Allora, introduciamo altri. Avete condiviso, Rosemary, Amanda, avete condiviso? Sì, sì. Perfetto. Allora, introduciamo invece un'altra accoppiata. Io con Sicily On Air su Io Compro Siciliano, almeno in questa prima stagione, non potevo non chiamare 2 amici e 2 che il Made in Sicily lo portano ormai avanti da molto tempo. Sto parlando dei Calandra e Calandra. Buonasera. Che c'è? Ehi, pronto? Oh. siete in onda, un messaggio, pensavo lo leggessi, ma lo faccio in diretta. Lo leggi tu. Ciao Vincenzo, sei il presentatore più bravo in diretta ora su Io Compro Siciliano. Cioè, l'ha scritto Maurizio, l'avete scritto voi. Ma ragazzi, ma questo è un bel modo per cominciare. Diciamo la verità, noi, non è che tu lo sai, giusto. C'è una stima ormai che va avanti da tanto tempo con voi, che in questo momento invece vi trovate. Noi abbiamo Rosemary a Milano, Amanda a Maletto e Calandra e Calandra ad Alcamo. Sì. Che bello, ragazzi, è bellissimo. Io ho detto, per presentarvi, ho detto che voi da molti anni, non so quanti anni di carriere, Calandra e Calandra, ma portate il Made in Sicily da molto tempo in giro. Rispondiamo? Sì. No, ma quando avete cominciato, ragazzi? Allora, noi abbiamo avuto, diciamo, diverse esperienze artistiche. Abbiamo tentato un primo assaggio nel 2006, ma poi ufficialmente abbiamo investito su questo progetto dal 2010 e siamo diventati Calandra e Calandra. Come sai, prima avevamo un'altra band e poi da Calandra e Calandra ci abbiamo creduto, quindi dal 2010 ufficialmente abbiamo realizzato il primo CD che si chiamava Sicilia Incantata, poi abbiamo proseguito con Semmola, il secondo CD, dove abbiamo inserito tutti i brani inediti nostri, e quindi ora stiamo ripercorrendo un po'. Ecco, tra l'altro voi siete reduci da, non so se è stata una serata o 2 serate che avete fatto proprio nella vostra cittadina, coinvolgendo altri artisti che io conosco molto bene, proprio perché la musica non si deve fermare, grazie a naturalmente alcuni contributi che sono arrivati da enti, credo dalla regione, se non sbaglio, dall'assessorato. Voi comunque siete ritornati in palcoscenico. Io ho seguito un po' parte della vostra diretta insieme a Ivan Fiore, c'erano i 3 e un quarto. È stata noi, diciamo, abbiamo passato il Natale in compagnia ecco, però mi ricordo un passaggio della vostra chiacchierata, non so se vostra insieme agli altri, il fatto di esibirvi senza pubblico, che è qualcosa che stiamo cercando di evidenziare con tutti gli artisti. Il fatto che uno si esibisce senza pubblico manca molto. Guarda, non è la stessa cosa. Un conto comunque è fare la diretta, stare così un po' in compagnia, ci sta, ormai è entrato nelle nostre case da quando è successo tutto quello che è successo, però il concerto, il teatro non si può fare assolutamente da casa, è molto freddo, molto sterile, e quindi anche se poi io voglio lanciare una polemica, iniziamo subito con le polemiche, perché nulla che è fatto comunque per gli artisti, chiamiamoli tra virgolette meno conosciute, perché comunque in Rai e su Mediaset hanno iniziato a fare programmi, tantissime puntate dove ci sono tantissimi artisti, e quindi io non so se è il canale giusto per farlo, ma credo che
tutti gli artisti meritano un po' di attenzione, perché noi moriamo di questo, di arte, e credo che sia giusto da parte, secondo me, di altri colleghi o comunque da emittenti come la RAI, come Fininvest, che pensassero un po' anche... Tu vuoi fare un messaggio come alla Scimemi? Perché è stato Scimemi comunque a lanciare un messaggio, perché invece di fare manifestazioni sempre con i soliti artisti nazionali, non me ne vogliano, non cercare di dare anche un piccolo spazio, un contributo che magari possono togliere da alcune puntate televisive dove si danno dei mega premi, e cercare di aiutare anche gli altri artisti che sono meno fortunati. Dico, questo è un mio pensiero. Questo è un invito, ma questo è anche un invito alle nostre istituzioni, non solo la RAI. No, io devo dire però, ragazzi, che c'è il mondo dello show business sta andando avanti, ovviamente deve andare avanti. Noi nel nostro piccolo, anzi la regione ha cercato, il comune, nel caso il comune di Palermo, ha cercato di far qualcosa per dire noi ci siamo, e dico lo spettacolo che ho visto, il vostro, e altri anche management che hanno organizzato. Secondo me il settore in generale è stato il settore del teatro, della musica, e tutti i comparti sono stati un po' dimenticati, non un po', tanto. Se voi pensate che i musicisti, chi sta dietro i musicisti quando si allestisce un palco, sono fermi da marzo, sono fermi da marzo e non c'è proiezione. Non è che in questo momento si parla tra settimane, tra un mese si ricomincerà a suonare, non sappiamo nulla di nulla, è perché il comparto che sarà ultimo a partire, quello dei live, e questo ahimè è qualcosa che ci ha fatto molto riflettere, pensando soprattutto come noi che lo facciamo per lavoro, facciamo uscire dischi, presentiamo, facciamo delle serate e poi ci rendiamo conto che in momenti di emergenza La cosa ci ha spiazzato, perché noi comunque avevamo solo un piano che non era neanche a questo punto. Lo so, però siamo, guarda, ripartiamo, siamo al gennaio 2021, ripartiamo e lo facciamo adesso un altro col giro con Rosemary Enea, che è ripartita alla grande. Io parto subito dal presente, quello che è il futuro, perché il 21 gennaio, oggi che giorno è? 21. Oggi è il 21, quindi Rosemary, oggi è una giornata per te importante, è vero? Sì. Oggi è uscito il mio nuovo brano, il nuovo videoclip, Planare, scusate. Allora. Ecco, Rosemary, ci racconti un attimino come nasce questo lavoro? Praticamente nasce in emergenza, nasce in pandemia, e la collaborazione che hai avuto, insomma, un tuo ritorno eccellente, devo dire. Ma in realtà il progetto non nasce in pandemia, è nato lo scorso gennaio, che ancora la pandemia non c'era. Infatti lo scorso gennaio io... ancora non c'era, perché era il 21, allora fammi leggere bene, insomma, è nato a gennaio del 2020? 13 gennaio 2020 si è uscito Oltreoceano, che era il brano dedicato alla Sicilia. 21 febbraio l'ho presentato tutto l'intero all'auditorium in Rai a Palermo, perché ero convinta che entro l'anno sarebbe uscito. Poi c'è stata la pandemia e quindi mi ha bloccato un po' tutto, anche i concerti che avevo qui a Milano, i concerti che avevo anche in giro. Quindi ovviamente aspettavo che questa cosa finisse, capendo che questa cosa insomma non si sa bene quando finirà. Ho detto appunto anno nuovo, vita nuova, facciamo uscire Planare, perché in fondo è un inno alla vita, perché per me è un brano che significa la rinascita, perché io abbandono Palermo per rinascere in Lombardia, a Milano, quindi lo sto utilizzando davvero come un vero inno alla vita e anche di speranza. Quindi, senti, intanto i messaggi dei nostri amici, perché c'è un altro bravissimo musicista che si chiama Morris Degno, che io conosco, insomma ragazzi, lo salutiamo. Ciao Vincenzo, e ciao Calandra e Calandra, ci stanno guardando tante persone. C'è Andrea Geriri, buona serata a tutti voi, e ancora Marco Sapienza, sempre grande, e poi c'è il nostro Davide Morici, che dovete sapere, uno dei nostri fondatori insieme a Giorgianni, che incoraggia molto gli artisti che passano, anche perché ci sono
se tutto va bene ci sono tante cose belle che vogliamo fare noi di Io Compro Siciliano, ma non solo in streaming, ma non solamente questo modo che è molto importante, ma anche quando si riprenderà e stare tutti insieme abbracciate e magari cantare. Buona serata a tutti gli energici ospiti di Sicilianaire, condivido in pieno quanto detto dai Calandra, più spazio per tutti come noi stiamo facendo in questo programma, bravi tutti. È un po', voglio dire, quello che cerchiamo di fare è questo qua. Senti, Rosemary, se ti dico invece una parolina magica, se ti dico... Sei pronta? Sì. Se ti dico Almadina. Ah, vabbè. 15 anni di storia. Le Almadina sono nate nel 2002 da un'idea di Costanza Licata, successivamente, ovviamente condivisa da me. E inizialmente eravamo io, Costanza Licata e Wanda Modestini. Poi la formazione è cambiata negli anni, con Aleandra pure Bertolino Garzia, e poi invece siamo rimasti un duo affiancando Salvo Piparo. Io quando sento Salvo Piparo lo saluto e lo abbraccio, un altro grande esportatore della nostra cultura. Voi tra l'altro appunto con Almadina siete stati coloro che avete esportato in giro per altri paesi insomma la nostra Sicilia. Italia, veramente abbiamo fatto più di 300 concerti in tutta Italia, poi siamo stati anche ospiti per la settimana della cultura al Tel Aviv, facendo concerti a Tel Aviv, Porto Giaffa e Nazareth, siamo stati ospiti a Santiago de Compostela per Ibiza TV, insomma ne abbiamo fatto di cose, e teatralmente con Salvo abbiamo portato in giro Pallonate di Ficarra e Picone, grandi maestri. Rosemary, sei un grande talento, sono contento stasera di sentirti. Tra l'altro, se non sbaglio, domani mattina abbiamo anche qualcosa di telefonico per la radio, quindi insomma non ci facciamo mancare niente perché dobbiamo supportarci. Amanda, come hai fatto a superare questo momento così? So che tu sei molto legata alla fede, noi ci conosciamo da tanto tempo, però insomma hai avuto una vita molto particolare, con sicuramente momenti in cui dici, beh, mo che faccio? E la musica ti ha salvato, ma soprattutto un grande attaccamento alla fede. Possiamo dire che la fede ti sta portando avanti alla grande anche in questo momento? Sì, la fede è un qualcosa che ci viene un po' trasmessa dai nostri genitori, però io credo che anche se non sarei nata in questa famiglia che crede in Dio, avrei scelto sempre Dio. E la fede è un qualcosa che mi porta avanti. Io al mattino inizio la mia giornata e la inizio credendo in qualcosa, credendo che c'è un Dio che rivoluziona tutto il nostro universo. Io, come vedi, nella mia stanza, non so se lo riuscite a far vedere, proprio lì dietro a me c'è lui, c'è Padre Pio da Pietrelcina. E a lui devo tanto, e come devo tanto anche a Dio, perché se mi sentite parlare è anche dovuto a questo. Io sono contento, la storia di Amanda è una storia straordinaria e sono contento che anche in queste piccole parole ha fatto capire l'attaccamento alla fede, e questo mi volevo fermare qua. Perché è una bellissima storia. Ti ringrazio, Amanda, per questo accenno piccolo che mi hai fatto. Credo che tutto questo ti porta anche a generale, cioè nel senso, poi fondamentalmente tu arrivi dopo tanti mesi di pausa, dici mo che faccio? Prendi una canzone pazzesca che è generale e decidi di fare una cover con migliaia e migliaia di visualizzazioni, ha scritto la Sicilia di Catania, stanno scrivendo molti su questa cover che hai fatto. Tra l'altro credo che un pezzettino me la fai sentire. Sì, la faremo. C'ho qui la chitarra e siamo pronti, però quello che voglio dire, tutto nasce semplicemente da una cosa. Io mi trovavo a casa in questa stanza che vedete, che questa stanza io la uso per cantare e suonare, e sotto di me ho l'erbetta sintetica perché questa stanza è il mio campo da calcio, dove io mi alleno, dove poi riesco a trasmettere, a portare avanti un progetto che si chiama musica. E quello che voglio dire è che durante il lockdown c'era tutti fermi,
e vedevo le persone che cantavano dai balconi. Io devo essere sincera, sul balcone non ci sono uscita per cantare, però ho detto farò qualcosa che arriverà quando mi sento pronta e la darò alla gente. E così ho sentito Azzurro di Adriano Celentano, altre canzoni bellissime, però ho sentito poi Generale, la versione anche di Vasco Rossi, anche quella di Francesco De Gregori, e ho detto, e se questo Generale viene colpito dal Covid, cosa farebbe? E da questo nasce tutta l'idea. Nel video ci sono diversi disegni dove c'è questa storia. Ho detto una storia nuova, io voglio portare qualcosa di nuovo in un periodo che si fanno sempre le cover. Io sono una cantautrice e devo essere sincera, fare le cover non mi è facile, però ho detto devo arrivare in qualche modo alla gente. In Italia stanno andando le cover, ok, adattiamoci alle cover, faccio il gioco delle cover, però ho detto devo portare qualcosa di mio, qualcosa che dice questa è Amanda. E allora il Generale in questa nuova storia viene colpito dal Covid e successivamente questo Generale va a finire in terapia intensiva. Purtroppo è una storia che stiamo vivendo in tanti, anche se in maniera diversa. La stiamo vivendo in tanti. I suoi figli, 5 figli venuti al mondo come conigli, questi 5 figli, cosa succede? Sono dei medici, degli infermieri e poi alla fine cosa succede in tutta questa storia? Il giorno di Natale questo Generale ritorna a casa dalla sua famiglia. Quindi io ho voluto dare un significato forte ai valori. Cioè questo coronavirus, ok, ci sta facendo a tutti davvero male, parlo delle piccole aziende, anche delle aziende grosse, ma di tutti ci sta facendo male e io vorrei davvero che questo virus, un po' per fede, un po' anche per queste brutte che ci stanno, cose brutte che ci stanno capitando, ci cambi. Senti, brava. Un discorso da Joe Biden, sembravi la nuova presidentessa degli Stati Uniti, anche se c'è la vice che è Kamala Harris, ma te la sei cavata bene. Ma dopo tutto ciò, 1 minuto e mezzo, cioè parlo di strofa, ritornello e fine, me la devi fare la tua versione. Signori e signori, dal teatro di casa nostra su Io compro siciliano siciliano dirige l'orchestra il maestro Beppe Pessicchio. Alla chitarra abbiamo, fatemelo dire, abbiamo Amanda Vitale from Maletto, near Bronte, near Catania. Sentiamo. Generale, dietro la collina ci sta la notte, buia e assassina. E in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati, non ancora tornati. Lai 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 lai, lai 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 lai. Generale, dietro la stazione lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che continueremo ancora a cantare, farci fare l'amore dagli infermieri. Lai 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 Brava, grazie Amanda, grazie mille, grazie veramente di cuore per questo bel omaggio che ci hai regalato dal tuo campo di battaglia, da dove partono le cose belle. Allora, i Calandra e Calandra, in quanto congiunti, li vedete vicini, senza distanziamento e senza mascherine, perché tra l'altro sono fratelli, se qualcuno non l'avesse ancora capito, quindi abitiamo nello stesso stabile, abbiamo una sola prova in comune. Quindi come dire, allora ragazzi,
Io credetemi, io con voi mi farei un bel viaggetto negli Stati Uniti, cioè nel senso perché... non ce lo dire quest'anno. No, lo so, però se voi siete quelli che i siciliani che vivono in America, per esempio, vi adorano perché avete quelle canzoncine con dei videoclip che sembrano dei piccoli corti, ma sono dei piccoli film, ma sono quelle canzoncine che ti entrano dentro e ti fanno sentire orgoglioso di essere siciliano. Tipo Bussano. E quindi ci sta suggerendo un titolo? Secondo voi? Prego, maestri. Mi suso, mi curcuso soiuso, tengo l'occhio aperto, o lo tengo chiuso, ti rompi il capoletto, ora che mi metto, le scarpe 9, tanto farò inchiodi, un corpo ali capiti, mi sciavolo asciti, ma giusto li baffetti, non ne trovo i quasetti. Siciliano, quasi mensa, mi posso fare senza, ogni tanto va arrabbio, si mi scappa la pazienza. Siciliano, Picosciano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, per non aver peccato e a cominciare da capo. Ma magica bannia, quando ti parattia, mi lasci stare in pace e te ne vadi via. A Tiago ti urissi, che mi voglio maritare, meglio stare in piazza e a tutte salutari. Coscienza Benerica, sua figlia ancora zita, ci piace la bella vita, ma quando si marita, da Rio chiura sonno, faccio un po' rica, quattro macarrona, mi mangiasse qua mollica, mentre sogno via la via, c'è uno cabania, ai stella di meluna, e canottiera fuma, siciliano, io non mi voglio, la sera quando voglio, se mi era saposa forse fosse quello meglio, siciliano, di Bussano, mi leggo i giornali, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Applausi, madame e monsieur, applausi. Non so come uscirà fuori. No, andava bene. Per quello che è, insomma, quello che si riesce a fare, insomma, va benissimo. Ho sentito l'audio. Tra l'altro c'è anche Gerardo Vitale che vi saluta, musicisti a go-go stasera, devo dire. Appena lo incrociamo, Gerardo, ti aspetto al barco. Lui deve ringraziare il lockdown. Perché? Che vi ha fatto? Gerardo Vitale è considerato un sassofonista. Guarda, Gerardo Vitale, Vincenzo Canzone adorano i Calandra e Calandra per il dialetto alcamese. Ti faccio una confessione. Puoi confessare? Sì. Gerardo e Maurizio Sdegno comunque sono due componenti della nostra band, quindi hanno suonato all'interno dei nostri CD, quindi se sono uscite anche delle bellissime melodie è grazie a loro, quindi le salutiamo con affetto. Gerardo è anche un carissimo amico mio che mi manda un bacio. Lo so, delle belle lui è un debole per le donne belle, non lo so perché. Morris Degno lo saluto, a Rosmaria Nea, quindi vabbè, c'è una bella comitiva e partecipazione, anche la nostra Marzia, un abbraccio a tutti i nostri grandissimi talenti, vi saluta la redazione che vi sta guardando dopo aver preso le schede ed è molto contenta. C'è Tommy Gregory, ciao Vincenzo. Grande Tommy. Tommy Gregory è il nostro becchino. No, è il becchino del nuovo videoclip. No, aspetta. Ha avuto questo nuovo nel nuovo videoclip che uscirà. No, perché? Ma non potete dire. Ragazzi, complimenti davvero. Mi sono sciarata.
Ah, ok. Allora, Oh, ma scusa Rosemary, scusa, ma tu a Milano ormai parli così? Io sono di Palermo, stavo a Palermo, che fai? No, non penso. Io porto Palermo ovunque, sto insegnando a Brava. tutti. Sono scalata, ha detto mi sono scalata. quindi- È vero, Brava. è vero. Senti, Massimo, il nostro ci segue sempre, Massimo Torcive, che è un esperto di musica, che fare sempre con tanti gruppi. Un abbraccio a tutti, ma in particolare alla bravissima e bella Rosa Maria Enea. Dice il video di Rosa Maria mi ha emozionato. Quindi questi sono addetti ai lavori che ci seguono. Andremo a vederlo dopo. Ecco, mi raccomando, se vi siete vendute... No, Tommy che risponde dicendo sì, ma vi siete vendute le mie bare. Allora, guarda, non le prendiamo in le diretta. abbiamo qua, Non le abbiamo ancora ancora qua. Se Se vuoi vuoi, le prendiamo in No! diretta. No. Io di buon auspicio, guarda, Datemi tutto tranne bare, perché già mi bastano, cioè il periodo, quello che è, quindi le bare. Quindi c'è in preparazione questo videoclip che uscirà quando? Questo non si sa. Però Noi l'abbiamo girato. Noi l'abbiamo girato, è in fase di montaggio, è un videoclip western ambientato in Sicilia. Lo so. Ok, mi ricordo perché ho visto le foto del backstage, ho visto anche, vabbè, si sa, ci sono tanti amici come sempre, tipo, Giovanni Cangelosi, Ivan Fiore, 3 un quarto, Tommy Gregori, Giacomo Matranga, Massimo Scalici, tantissime comparse, attori che hanno partecipato a questa grossissima produzione, perché dobbiamo dire è stata molto impegnativa, perché un conto è girare un'ambientazione made in Sicily e un conto comunque è girare nel Far West, diciamo, in Sicilia. Allora, quindi costumi e quant'altro. Mi preparate qualche altra canzoncina prima di chiudere? Sì, stiamo chiudendo già. No, il programma in teoria dura 50 minuti, quindi fatevi, cioè nel senso, perché è normale che il tempo passa quando stiamo tutti bene. Senti Rosemary, ma tu a portata di mano, Rosemary, non hai un pianoforte? Sì, musica e vita, quindi signore e signori, ci fai sentire praticamente la canzoncina, quella tua? Pezzettino, perché dura 4 minuti, troppo lunga. No, va bene. La versione short, signore e signori, dal Teatro di Casa Sua a Milano, dirige l'orchestra il maestro Tettuccio Fosca. Noi siamo pronti per sentire Rosemary Enea, prego. Bravo. Cosa dire? Sono il messaggio di Chiara Seidita,
racchiude tutto. Chiara, siete il messaggio, Paolo? Che bel lavoro che fate promuovendo l'arte e le identità artistiche made in Sicily. Complimenti e viva, io compro siciliano, vi seguo sempre. Grazie Chiara, grazie Chiara. E allora, mi hai fatto emozionare, nel senso che comunque io quando sento il pianoforte, sai, poi in questo periodo sono molto suscettibile, se abbasso le mie difese immunitarie e sento questo genere musicale rischio di emozionarmi, capisci? Però fa bene emozionarsi. È un bel rischio questo, no? Non abbassare le difese. Sì, lo so. Ma alle volte però secondo me è giusto che si abbassino, perché sennò stiamo sempre in tensione, quindi anche se scappa la lacrimuccia, anche se ci sta. Amanda, aiutami tu, Amanda, tu le lacrime sono emozioni, quindi le emozioni le dobbiamo non trattenere ma condividerle. Senti, tu sei cantautrice, poco fa abbiamo sentito Generale, se ti dicessi di scegliere, che so, tu hai portato canzoni al Cantagiro, sei stato al Festival del Mediterraneo, all'ABC di Catania, hai fatto tante altre cose, tra l'altro ti ha notato Red Ronnie, per esempio, è vero? Per esempio, Red Ronnie l'ho conosciuto in un camper a Siracusa e con lui abbiamo fatto il Fiat Music. Da lì sono salita anche all'Ariston di Sanremo e ho cantato Sui binari. Sui binari, quindi mi fai 1 minuto e mezzo di Sui binari, Amanda Vitale. Un attimino che sistemiamo la chitarra. L'importante non è quello che trovi, ma quello che lasci di te. Devi essere un fucile, guarda sempre in faccia il tuo avversario, non valuta sentimenti del mano. Sui binari, sentimenti strani, noi siamo vicini e così lontani, facciamo l'amore tra l'asfalto e il sole, questa bocca sa di sale, illudersi fa male, anche il sole crea le sue ombre, il mare ha le sue ombre, il bene e il male stanno in unione, quanti scandali in televisione, anche la novità è fonte di tradizione, non chiamarla globalizzazione. Sui binari, sentimenti strani, noi siamo vicini e così lontani, facciamo l'amore tra l'asfalto e il sole, questa bocca sa di sale, si fa male. Oh, ragazzi, nonostante tutto, insomma, brava Amanda, brava, non è facile con tutti i reverberi che ci sono, i ritorni d'audio e quant'altro, però lo faccio dire dai Calandra e Calandra, che sono tra virgolette anche un po' tale scout, sta ragazza di Maletto, questo carico così. Togli. No, però sta ragazza di Maletto, Amanduccia è brava, Amanduccia è brava. Molto, ma poi, come dire, riesce a metterti di buon umore, quindi è molto bello quello che sta facendo. Allora, dobbiamo fare questo, se non facciamo questo che stiamo a fare? Come dice lei non ci riusciamo. Allora, adesso attraverso i Calandra e Calandra dobbiamo lanciare un messaggio a tutti quelli che durante questo ultimo anno si sono separati, nel senso che praticamente il lockdown, la pandemia ha fatto separare molte coppie. Voi c'è una canzone che parla di matrimonio.
No, questo è il carico. no. Che noi invitiamo a vedere sul nostro canale YouTube. Benissimo. E quindi quella lì no, non la facciamo. Vabbè, quindi scusami, io ogni tanto tipo jukebox io ci provo. Cosa abbiamo per concludere, quasi concludere la nostra serata? Proviamo a farla, anche se un po' che non la facciamo. No, cosa mi avevate preparato? Noi volevamo dedicare un brano assolutamente, facciamo dei brani ironici, ma ci siamo anche permessi di scrivere un brano, diciamo, un po' per omaggiare la nostra terra, ci sembrava a tema con... Assolutamente sì. Però io ne approfitto pure, visto che si tratta di lanciare degli appelli, io volevo fare un appello anche all'Agenzia delle Entrate. No, Maurizio, questo Se non manda le bolle, non manda le tasse. Si può cancellare dal database per ora, tipo, speriamo, ce l'auguriamo. Io penso che domani avremo la finanza. Approfittiamo di questa visibilità che ci stanno offrendo questa sera, magari qualcuno si intenerisce, basta un click e sistemiamo tante cose. Va bene. Allora, sentiamo un pezzettino piccolo, dai. Si chiama Tu sei la terra mia. Stavo alzando il volume. Siamo ma lo rimetto come era. Grazie per la gusto. Io penso che lo mari quando affacciasti tu si mise a tuo cospetto e non ti lasciavo più. Io penso che lo suri quando spuntasti tu diretti sotto voi non ti lasciavo più. Terra di movimento, di lava e di frumento, terra di movimento, terra la malinconia, terra di poesia, così la terra mia. Grazie. Allora, bravi, questa canzone è molto forte, quindi vi faccio i complimenti perché sapete far ridere, ci fate stare bene, però poi ci fate anche... Ci autorizziamo noi, guarda. Perché noi lo diciamo spesso, dai. Noi con i verbi e le congiuntiviti ci andiamo alle congiuntiviti. Ragazzi, sono sveglio dalle 5. Oggi ho fatto la diretta. Vengo da Agrigento. Sei così, Vincenzo. Cioè, ragazzi, sei avrei. Incredibile. Un altro. Ma mandate, Paolo, taglia sto pezzo dove ho sbagliato il verbo e lo mandi da me in giro. Cioè, incredibile. Guarda, Vincenzo, anche tu ci stai facendo divertire. Vincenzo, sei uscito naturale, bellissimo. La cosa bella, non me l'aspettavo, per cui guarda, voglio bene. Perché pensavo che fosse solo io a fare questi errori. Anche Vincenzo canzone sbagliata. Ho avuto un momento di defiance, devo dire, ma tutti i conduttori. Allora, sì, sono normalissimo. Questo, tra l'altro, io sono a casa mia. Voi non sapete, qua ci sono i miei figli che spesso vengono fuori dallo studio. Papà, ma sono in onda. Tu ridi, Rosemary, è così qua. No, però la cosa bella è che praticamente dopo 5 minuti della sigla finale sono in pigiama. Detto tutto ciò, è vero, è bellissima sta cosa. Allora, Felicia... Io volevo fare una diretta in pigiama, però non sapendo se lui aveva il pigiama asciutto... Allora, scusate, che bello. Allora, la copertina, brava.
Bravo. Allora c'è Felicia, dobbiamo salutare Felicia Geraci, ma brava, complimenti, ovviamente erano ancora riferiti ad Amanda, complimenti, grazie, buonanotte, saluti da Felicia Geraci dalla Germania. Cercate per favore di non parlare in tedesco, perché tanto è impossibile. Allora, noi siamo giunti praticamente alla fine, ragazzi. Io volevo continuare almeno fino alle 2 meno un quarto. Noi ne abbiamo da fare, guarda. Non avete impegni, No. Allora, cominciamo con salutare Rosemary Enea. Rosemary, allora possiamo trovare il tuo progetto ovviamente sui canali ufficiali, insomma, dici tutto. Il videoclip su YouTube Vevo. Ringrazio anzi per questo videoclip Marco Montagna per le riprese fatte in Sicilia, a Palermo al Tatum Art, e anche quelli del Tatum, perché mi hanno dato la possibilità di girare il video nella loro location. Ringrazio DCM Foto invece Milano, Gabriele Mirabelli e Vittorio De Cristoforo, che hanno girato tutto il resto delle immagini qui tra Brugherio, Milano e Lago di Como. CD lo troverete ovunque, Spotify, Amazon Music, iTunes, c'è il CD, il brano, Oltreoceano e Planari. Il CD speriamo a breve, insomma, entro quest'anno. Incrociamo le dita. Ma con chi vivi a Milano? Rosemary, con chi sei a Milano? Sei sola? Sì. No, Vincenzo, sei a casa, Vincenzo, ricordami che sei a casa, ci sono i tuoi figli. No, perché se c'era Gerardo Vitale, magari no. Vabbè, no, ma anche Gerardo, Quanti anni ci conosciamo con Gerardo? Eravamo piccolini, avevamo 12 anni l'uno, 13 anni l'uno. Posso darti una notizia, Rosemary? È cresciuto, molto cresciuto e pericoloso, molto pericoloso. Tra l'altro, no, ragazzi, è un bravo ragazzo, ha anche la sua vita privata. Salutiamo Gerardo Vitale. Allora, Rosemary, grazie. Noi ci sentiamo domani mattina nel matinè della mia radio, e quindi ci facciamo una... Ma che ore è previsto? 8:30? 8:30. Alla grande. Vabbè, vai a letto subito. Ciao Rosemary, un abbraccio. Ciao cara. Ciao. Bocca al lupo per tutto. Grazie. Ha risposto Gerardo dicendo parto domani mattina. Non si sapeva. Salvatore Giordano, un saluto affettuoso ad Amanda. Ti saluta Salvatore Giordano, un messaggio arrivato. Ecco, bene. Allora, Amanda, ti abbraccio, ti faccio un grande in bocca al lupo e magari ci vediamo in giro quando sarà possibile. Va bene? Vuoi salutare? Voglio ricordare di vedere il videoclip generale Amanda Vitale, mi raccomando, condividetelo, guardatelo. Forza Amanda, ce l'abbiamo fatta. Grazie. Ciao, Amanda. Anche noi. Ciao. Ciao. Allora, siamo rimasti noi. Siamo rimasti in tre. Siamo rimasti in tre. Ma lo sapete che ho notato stasera per la prima volta da quando vi faccio un'intervista? È una cosa che non è mai capitata. Non c'è l'asinello. Non c'è? L'asinello. È qua, è con noi. È con noi, lui ci guarda. Aspetta. Ma non è possibile, cioè che noi facciamo un'intervista, abbiamo sempre avuto l'asinello accanto. L'asinello, eccolo qua. Ragazzi, comunque ha portato sempre bene in passato, quindi dagli altri, sì. Allora, ragazzi, però sai cosa? Non potevo suonare la chitarra e tenere l'asinello. Va bene, allora io sono contento di avervi avuto a Sicilian Air su Io Compro Siciliano, perché voi siete grandi ambasciatori della musica siciliana in giro per il mondo, quindi io ve ne do atto anche ufficialmente con questa trasmissione, va bene? Grazie a voi, noi ti ringraziamo e vi ringraziamo. Siamo felicissimi di essere stati vostri ospiti, vi assicuro, siamo stati anche un po' nervosi, perché ultimamente, come dire, queste cose non capitano spesso e quindi avevamo voglia di
di interagire, di parlare, di arrivare nuovamente dentro le case. Noi, e chiudo subito la parentesi, abbiamo avuto un periodo troppo difficile. Vincenzo, non ti racconto che cosa abbiamo vissuto negli ultimi 2 mesi, e quindi, come dire, questo per ora serve a scaricare tantissimo, perché noi spesso diamo supporto agli altri, ma abbiamo anche noi bisogno di supporto. La cosa... No, ci avete chiamato comunque in un momento molto particolare, e quindi grazie. Grazie, naturalmente li rivedrete poi, domani ci sarà il replay della puntata, poi la condividerete, quindi la cosa bella di fare questo genere di trasmissioni è che rimane nel tempo, perché poi via via anche nel tempo si rivede la puntata dove ci siete voi, tutti gli altri artisti. Buonanotte, ciao ragazzi, ciao, grazie mille. Allora, ringrazio tutti quelli che ancora fino a quest'ora sono collegati. Bene, noi ci vediamo giovedì prossimo, però nel weekend ci sarà il replay, quindi condividete la puntata. Grazie a Paolo Gatto che ha curato la regia, grazie a Marzia, la mia Marzia, che è fondamentale, i miei fondatori, i fondatori di Io Compro Siciliano e quelli che mi danno supporto, Cristina Ruffino, e poi altre novità che non vi posso dire, però ce ne saranno di cose belle su Io Compro Siciliano. A questo punto, come dico sempre, buonanotte e alla prossima.